Decollati, domani pomeriggio al Museo Pepoli di Trapani sarà presentato il libro di Salvatore Mugno incentrato sulle storie dei ghigliottinati. Domani pomeriggio alle 17:30 al Museo Pepoli di Trapani Salvatore Mugno presenta il suo libro Decollati. A moderare l'incontro il giornalista Gianfranco Criscenti. È praticamente un lavoro che richiedeva appunto una grande quantità di tempo e di energia, ma che ha anche consentito di tirare fuori molti materiali, proprio materialmente carte, documenti e storie, che abbiamo cercato di organizzare in un periodo di tempo che è stato circa 5 anni, materiali che abbiamo raccolto all'Archivio di Stato di Trapani, al Museo Pepoli presenteremo domani il libro, e all'Archivio di Stato di Palermo. Ho praticamente setacciato qualcosa come 70 anni di sentenze e quindi cercando di individuare le persone che erano condannate a morte e poi da lì individuare in particolare quelle che erano state condannate alla decapitazione, perché chiaramente le tipologie erano varie, perché mi interessava soprattutto capire questa nostra ghigliottina che conserviamo a Trapani e che è l'unica in Italia ancora tenuta in questo stato perfetto, cosa avesse fatto, perché finora non si sapeva. E questa ghigliottina, che sembra un bel giocattolo oggi quasi così per farci salire i bambini e scendere, ha tagliato purtroppo molte teste. Adesso sappiamo nomi, storie, reati, ecco, questo è stato il lavoro. Ma dove era allocata la ghigliottina? La ghigliottina veniva tenuta in alcune chiese tra un utilizzo e l'altro, e due sono le chiese che vengono solitamente indicate, appunto la chiesa dei Cappuccini, quindi vicino all'attuale Palazzo dei Mutilati, e poi c'era la chiesa di San Francesco d'Assisi, insomma nella zona del centro, perché è lì che venivano fatte, e poi queste esecuzioni venivano appunto realizzate in quella zona oppure vicino al Castello di Terra, quindi un po' più avanti, qualcosa come 500 metri insomma di distanza.